Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG. Siamo a Portogruaro, dove Ezio Bigai, l'istruttore di judo, è morto stroncato da un infarto proprio mentre faceva una lezione. Ecco, nel prossimo servizio, come lo ricordano i colleghi? Una persona disponibile, attenta ai ragazzi, con una vera passione per il suo mestiere. Il preside dell'Istituto Marco Belli a Portogruaro ricorda così Ezio Bigai, l'insegnante di educazione fisica che ha perso la vita mercoledì mentre teneva una lezione. Un malore improvviso, una malattia piuttosto rara che da qualche anno lo costringeva a stare spesso lontano dalla scuola. Lui, insegnante di judo che credeva nello sport oltre la competizione, ma piuttosto come uno stile di vita, una forma di educazione per i ragazzi. Lo ricorda con affetto e stima una collega del Marco Belli. Ci racconta, era capace di incuriosire sempre i ragazzi, portando nelle aule le discipline orientali, judo, tai chi, le filosofie e l'armonia, oltre l'attività fisica. Il professore ha accusato il malore mentre era qui alla palestra delle scuole medie Bertolini, una lezione coi ragazzi gratuita, perché prima del lavoro c'era la passione.